La quarta corsa della serata dall'Ippodromo del Savio di Cesena è il premio Glauco Sapignoli. Lo ricordiamo, scomparso circa 6 mesi fa, allevatore dei cavalli targati Gams, vincitori anche di un derby con Macho Gams, lo ricordiamo con Vincenzo Piscoglio Annunziato in una vittoria a sorpresa. Un uomo di cavalli che ci ha lasciato da poco e la società Cesenate ci tiene a ricordarlo intestandogli la corsa forse più interessante della serata. Questa corsa di categoria E per cavalli anziani. Sono in 5 al via dopo il ritiro di Striker, favorito Super War Horse con Andrea Farolfi, l'allievo di Walter Zanetti, di rientro dalla Svezia dopo lungo periodo, causa infortunio. All'1 Vertudes Antonio Greppi, 2 Vilma G Lorenzo Baldi, 3 Zumba Pizza Maurizio Cheli, 4 Super War Horse Andrea Farolfi, 5 The Best of Glory Roberto Vecchione. Allenamento che si completa lungo la curva di sinistra, vanno tutti a rete, l'ultimo a toccare l'ala è Zumba Pizza, si ritrae The Best of Glory. Si parte con la velocità da parte di Vilma G che scavalca Vertudes, all'esterno subito Super War Horse che a imboccare la prima curva vuole andare a chiedere strada a Lorenzo Baldi, insiste Super War Horse in mezzo alla pista, scavalca Zumba Pizza, si porta su Vilma G e in 200 metri spaccati scende alla corda nei confronti dell'avversario. All'esterno è rimasta Zumba Pizza, la quale non ha trovato posto alla corda per l'inserimento di Vertudes. Alla retroguardia c'è The Best of Glory, 13,8 i primi 200 metri con spesa per passare, 27,7 il primo quarto per il figlio di Super Fotocosmos che va lungo la curva di sinistra in vantaggio nei confronti di Vilma G, poi Vertudes, all'esterno Zumba Pizza, chiude in coda The Best of Glory, a precedere ora Zumba Pizza che va a ripiegare ultima, 43,3 per i 600 metri, ritmo allegro, quello imposto da Andrea Farolfi e Super War Horse che hanno chiuso da nettissimi favoriti al totalizzatore. Riprende in mano per quanto possibile il battistrada, 15,4, un 31 di quarto intermedio, Super War Horse in vantaggio nei confronti di Vilma G, Vertudes che anticipa la risalita da parte di The Best of Glory quando si va a completare ormai il primo chilometro in 1,14,4, 15,7 la curva di destra, Super War Horse in vantaggio, Vertudes che dalla bordata all'esterno deve replicare ora il battistrada che allunga, completa la dritta opposta alle tribune in chiaro vantaggio, 14,3 la dritta di là, Vertudes che prova ad avvicinarsi all'esterno, Vilma G che perde qualche colpo lungo i birilli, in pariglio c'è sempre The Best of Glory, in vantaggio Super War Horse con una lunghezza e mezza nei confronti di Vertudes e The Best of Glory, la curva passata in 14,7 dal battistrada, Super War Horse che entra in retta d'arrivo in vantaggio, inseguito da Vertudes, inseguito da The Best of Glory, è un po' stanco in arrivo Super War Horse, arriva The Best of Glory che copre Super War Horse, The Best of Glory che vince nei confronti di Super War Horse e Vertudes. 29,4 la dritta arrivo, 1,13,7 il ragguaglio cronometrico. La corsa giusta per The Best of Glory, Roberto Vecchione, Holger Ehlert, i colori di Francesca Consoli, il successo del 8 anni da Ganimede che viene a dominare sul palo Super War Horse che ha speso per andare al comando, un quarto vertiginoso in 27,7, ha provato a rifiatare, il peso del rientro si è fatto sentire però negli ultimi 200 metri si è accucciato un po' Super War Horse, Vertudes aveva fatto lo sforzo per arrivargli a tiro e deve accontentarsi del terzo posto, vince allora The Best of Glory, 5,4,1 l'ordine d'arrivo molto probabile della quarta corsa dell'Ippodromo del Savio di Cesena, il premio Glauco Sapignoli lo porta a casa The Best of Glory.